Oggi un'iniziativa qui ad Agrigento che anticipa la riunione degli Stati Generali a Roma. Ecco, quali saranno i punti della piattaforma politica che proporrete al vostro futuro elettorato? Intanto un evento che viene a valle di una serie di incontri che stiamo tenendo nei territori, nei collegi circoscrizionali per le europee. Oggi siamo in Sicilia, ad Agrigento, dove è radicata fortemente la tradizione socialista, uomini come Giovanni Palillo fino ad arrivare a giovani generazioni che oggi si impegnano ancora per il partito più antico della storia d'Italia, che noi vogliamo rilanciare al futuro senza nostalgismi, ma declinando le nuove proposte su quelli che sono i nostri valori storici. Mi pare evidente che abbiamo da un lato l'obiettivo di rilanciare il nostro partito, unendo la vecchia diaspora che l'ha fatta da padrona negli ultimi 30 anni, ma avendo però l'obiettivo e lo sguardo rivolto al futuro. Non è tanto la ricomposizione della diaspora quanto la capacità di declinare i nostri temi sulla difesa della scuola pubblica, la difesa della sanità pubblica, l'assoluta contrarietà alla proposta di autonomia differenziata che rischia di alimentare ulteriori disuguaglianze, il lavoro che manca, il lavoro povero che si è declinato nell'ultimo periodo. Abbiamo da lavorare e da declinare riaprendo un dialogo sui nostri temi col mondo della sinistra, col mondo datoriale, con i sindacati, con le professioni, con le partite IVA che oggi non hanno un riscontro nella politica. È solo così che noi possiamo costruire un'alternativa credibile di un'area riformista e socialista che dà un contributo alla coalizione di centrosinistra, che torni ad essere moderna e credibile per battere le destre, che oggi ce la stanno mettendo tutta nonostante i risultati e il vento favorevole, per dimostrare quanto siano incapaci di governare, perché mi pare sotto gli occhi di tutti i passi indietro che l'Italia sta compiendo sia nella politica interna sia nella politica estera. Le chiacchiere di campagna elettorale poi, quando si va al governo, devono lasciare spazio ai fatti concreti, e mi pare che questi manchino. Ci sarà una vostra conferma alle prossime europee? Guardi, gli Stati Generali del Socialismo hanno questo obiettivo per noi: declinare i temi, le proposte da mettere a disposizione del centrosinistra. Ho scritto qualche giorno fa a tutti i leader del centrosinistra storico, da Renzi fino ai 5 Stelle, chiedendo un salto di qualità, di cambiare tutto insieme, di creare un tavolo di coalizione nazionale da ribaltare anche nei territori, perché uno degli elementi che ci ha portato a prendere una serie di sconfitte, a collezionare una serie di sconfitte, è stato esattamente andare in ordine sparso, disorientando i nostri dirigenti nei piani territoriali, dove abbiamo messo in campo coalizioni diverse da comune a comune. Su questa scorta noi abbiamo da costruire da qui al prossimo anno tutta la nostra partecipazione alle elezioni, che coinvolgeranno oltre 4.000 comuni, tante province che con il cambio e con la riforma che ci sarà probabilmente, una manciata di regioni e poi le elezioni europee. I socialisti vogliono tornare in campo nella propria autonomia, con proprie liste di area. Lo faremo sicuramente alle europee, lo faremo nei comuni dovunque possibile, alimentando però quel terreno di coalizione e quel perimetro di coalizione che è il centro-sinistra, del quale i socialisti sono storicamente radice e non cespuglio. Ma l'iniziativa è di prepararci alle campagne elettorali per le europee, dove credo presenteremo la lista col garofano. Io credo che far venire oggi, in una giornata caldissima, una sala piena di compagni di tutte le città della Sicilia, e soprattutto sono ritornati i vecchi socialisti della provincia di Agrigento, che ho salutato con piacere. Credo che oggi potrà essere considerata una rinascita del Partito Socialista Italiano. Il tema potrebbe essere quello dell'ecosocialismo. Cioè, oggi il tema che può suscitare passione non sono le grandi battaglie dell'Ottocento sulle ideologie, che oggi i giovani non riscaldano più i loro cuori. Credo che le battaglie, ad esempio, per una qualità della vita, per uno sviluppo ecosostenibile, sono quelle attorno ai quali è possibile ridestare entusiasmi, soprattutto nelle nuove generazioni. Ecco, questa è una proposta che noi socialisti oggi abbiamo portato qui ad Agrigento e che porteremo la settimana prossima agli Stati Generali a Roma.